Ben trovati a ore 7, il momento dell'ospite. Oggi abbiamo un ospite particolare, abbiamo qui con noi Alida Pevere, buongiorno signora Alida, buongiorno. e parleremo di un'iniziativa che viene fatta a Mels in comune di Colloredo, perché Persi invece è Maiano, dicevamo prima che sono due località vicine ma distanti per confini comunali. Allora, questa iniziativa si chiama Chiaminade in Ligrie, siamo arrivati alla quarta edizione. Spieghiamo un po' ai telespettatori di cosa si tratta. Allora, questa è una camminata che noi, un gruppo di persone che amiamo il nostro territorio, abbiamo deciso di fare appunto per valorizzare i nostri luoghi, ma per farli conoscere soprattutto ai bambini, perché ci siamo resi conto, insomma, che non c'è molta conoscenza dei luoghi, ma non solo da parte dei bambini, anche da parte degli adulti. E dunque dovevamo scegliere una maniera simpatica per poterli invitare a vedere questi luoghi. Ecco, e quindi avete scelto di mostrare la storia e poi anche le tradizioni popolari di Mels, che ricordiamo in altri tempi era anche una municipalità, e di fargli toccare con mano, di fargli vivere la storia e anche medesimarsi, quindi far parte della storia. Come le è venuta l'idea? Diciamo che il tutto è partito qualche anno fa, nel senso che avevo deciso di fare un libro che racconta una fiaba per i bambini. Per essere accattivante ho ambientato la fiaba al tempo del castello di Mels, quando era Al massimo splendore. al suo massimo splendore. E come personaggi ho deciso di mettere i nomi reali che potevano essere a quell'epoca, no? Quindi c'era il conte Duringo II, la contessina Emma, per dire la verità, è inventata, però diciamo tutti i figli, la discendenza era reale. E ho costruito questa fiaba in cui in una notte magica comparivano le agane, le fate custodi dell'acqua, e diciamo ho fatto questo libro che poi è stato pubblicato dall'associazione Hermes di Colloredo. E dopo è stato, diciamo, il libro preso e trasportato nella realtà. Trasportato alcuni anni dopo in 2 anni diversi, il libro, metà un anno, metà l'altra, e diciamo l'avete messo sul territorio dove doveva essere. Certamente. Ed è stato un grande successo, una grande partecipazione di bambini, che era quello che noi volevamo. E veramente è stato magico anche per noi che l'abbiamo fatto, perché alla comparsa di queste fate custodi dell'acqua abbiamo messo i fumogeni, un colore quando uscivano, un altro colore quando rientravano, con musica di Enia. E quindi insomma avete fatto vivere i bambini si sono proprio immersi, ed è stata anche un'occasione per tenere pulito proprio il luogo, che è comunque custodito bene, ma è stato abbellito con dei fiori, e una grande partecipazione anche dalla gente del paese. Ecco, allora, l'appuntamento, dicevamo, è domenica 17. Domenica 17. A partire dalle 17:30, quindi i bambini faranno questa passeggiata col fresco, non con caldo. Sì. Che cosa troveranno i bambini che parteciperanno alla Chiaminade? Allora, si parte dalla piazza del Tiglio di Mels. Quest'anno è una camminata un po' più breve, e ovviamente vengono coinvolti anche i bambini che faranno le guardie, che faranno qualche personaggio, le elfe, oltre che gli adulti. Sono tutti in costume, devono venire chi partecipa, anche chi possibilmente può venire, viene in costume, no? Sì, così si divertono di più. Molto di più. Molto di più. Ecco, quest'anno avrete anche un figurante d'eccezione, di spicco, perché viene Catine. Certamente, sì. Che farà l'indovina. Ecco, che
Che personaggi potranno trovare i bambini? Quindi oltre alle Saganis, che quelle sono diciamo ormai... quelle sì, oramai quelle è il nostro sono un cavallo di must. battaglia. Che altri personaggi troveranno? Ovviamente a dare il benvenuto c'è il conte del castello con la sua figlia piccolina, e dopodiché troveremo le elfe, troveremo la figlia del conte, la contessina, con il marito e con i figli che ha avuto, e poi ci sarà non solo Catine le induvine, ma addirittura un mago, una strega che chissà cosa combinerà insomma nel bosco, e ci saranno delle cose da trovare, tipo una caccia al tesoro. E quindi i bambini saranno Coinvolti in questo, sì. Ecco, di solito quanti bambini partecipano? Diciamo, oltre a quelli del paese che fanno anche i figuranti, quante persone, famiglie riuscite ad attrarre? Diciamo che possono essere dalle 30 alle 50, Beh, insomma il paese è un bel piccolino, numero. il periodo è un po' già di vacanza, ma per un paese piccolo come il nostro, insomma, l'obiettivo è proprio quello di far uscire dalle case e far partecipare. Ecco, lei, ieri ci siamo sentiti al telefono per parlare un po' di oggi. Lei mi diceva che ogni volta, quando vengono fuori cose nuove su MELS storiche, voi le prendete e le portate dentro la Chiaminade. Esattamente, è una maniera appunto per far scoprire le piccole curiosità. Faccio un esempio. Quest'anno, partendo dal Tiglio della Piazza, ci soffermeremo a spiegare questa pianta, le caratteristiche della pianta. Quanti anni ha la pianta? Allora, no, questo Tiglio della Piazza è da poco che è messo, però ne abbiamo uno secolare che è sulla collina simbolo del paese, che si presume abbia sicuramente dai 100 ai 20 ai 140 anni, ed è una pianta veramente bella. E dunque da lì poi ci spostiamo, e quest'anno diciamo è più improntato sul teatrale. Ecco, gli scorsi anni abbiamo raccontato la collina con i resti romani, dove c'erano... Perché erano stati ritrovati dei cocci romani di una villa che probabilmente sorgeva lì. Certamente. E quindi avete messo... Abbiamo creato... rappresentato... Sì, l'imperatore, le matrone. Poi l'anno scorso, faccio un esempio, su un'altra collina avevano trovato una moneta napoleonica. È un ritrovamento anche importante, ed è capitato appunto di Napoleone con Joséphine. Quindi avete, diciamo che è un po' un viaggio della storia, non solo del Medioevo, ma si va dall'antico al moderno. È molto un minestrone, ma comunque è carino. Ecco, dunque siamo alla quarta edizione. E una cosa particolare è che questa cosa viene fatta solo da chi vive in paese, non ha aiuti, non ha sovvenzioni, è una cosa solo di passione. Di passione. Come mai non avete, non chiedete contributi? Perché siamo partiti così in forma spontanea, e quindi continuiamo così, perché chiedere contributi poi diventa anche complicato burocraticamente, infatti è sempre più difficile un po' il tutto, perché se andiamo dietro a tutto, insomma, non si può nemmeno mettere su magari una musica, una base musicale. Insomma, facciamo con il buon senso, e finché c'è la buona volontà da parte delle persone, direi già che è una grande cosa. Quando si mette il cuore nelle cose che si fanno, si riesce veramente a portarle a termine anche senza aiuti economici. Ecco, l'ultima cosa, le chiedo, dunque i bambini appunto, si prestano al gioco, quindi a fare i rappresentanti, a fare le guardie, a fare le agane, eccetera. L'interesse per queste cose nei piccoli fino a quando dura, a un certo punto, dicevamo ieri, un po' l'interesse viene meno, no? Perché qual è il meccanismo? Allora, i piccoli diciamo sono sempre quelli più emozionati, più interessati, e quindi riusciamo anche a coinvolgerli. Fino in quinta elementare non ci sono problemi.
Il salto poi diventa quando vanno alle medie, che cominciamo ad avere un po' meno ragazze o ragazzi. Ovviamente quelli che partecipano di più anche in età più avanti sono le famiglie che sono molto, riescono a coinvolgere i bambini, e quindi veramente abbiamo delle famiglie che hanno 3 bambini ciascuna, che sono veramente delle colonne portanti per queste passeggiate che noi facciamo. E anzi approfitto per dire ciò che mi ha detto una mamma un anno, che abbiamo detto: ma peccato che magari non c'è tanta partecipazione da parte del paese, magari hai più gente che viene da fuori. E questa mamma mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, ci divertiamo anche noi assieme ai bambini, quindi andiamo avanti. Ecco, allora ricordiamo l'appuntamento. La Chiaminade è per domenica 17 alle 17:30, si parte dalla piazza di Mels, quindi arrivare un po' prima e dopo si parte con i bambini. Non è una cosa faticosa? No, assolutamente. Quindi anche bambini serena, piccolini, diciamo dell'asilo, possono venire, non c'è nessun problema. E quindi se avete intenzione di portare i vostri figli a una cosa bella, far toccare i luoghi del Friuli, fargli toccare la storia, i luoghi nello stesso tempo, e renderli partecipi di questa storia, di questi luoghi, il luogo ideale è Mels domenica 17. Grazie mille. Grazie a voi per ad questa Alida opportunità. Tevere di essere stata qui oggi, e speriamo che ci siano tante persone che vengono quest'anno, che verranno quest'anno alla Chiaminade. E detto questo, adesso noi ci prendiamo un paio di minuti di pausa con la pubblicità e ci vediamo tra poco.